Eder, Mac, Pallister. Mentre in TV una serie di consulenti e giornalisti improvvisamente diventati saccenti pullulano nelle TV, ma che in realtà sono reduci da un corso di recupero messo loro in atto da una persona che non sarebbe forse in grado nemmeno di leggere correttamente un episodio di Topolino, il garibaldino non guarda in faccia a nessuno e andando dritto per la sua strada le becca tutte. A quasi 3 anni dalla scomparsa e dalla tragica morte di Liliana Resinovic, emergono nuovi elementi che potrebbero rappresentare una svolta decisiva nelle indagini. Un filmato inedito recentemente acquisito dagli inquirenti mostra un uomo con una coppola aggirarsi nei pressi del parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, luogo dove il corpo di Liliana fu ritrovato il 5 gennaio 2022. Le immagini, riprese nelle ore immediatamente precedenti al ritrovamento, sono ora al vaglio degli investigatori per determinare l'identità dell'uomo e la sua possibile connessione con il delitto. Il video, mai trasmesso prima, è stato registrato da una telecamera situata nei pressi dell'area verde in cui venne rinvenuto il corpo, avvolto in sacchi di plastica, con un sacchetto in testa e indosso pochi vestiti. L'uomo ripreso sembra muoversi con circospezione e la sua presenza in quel luogo e in quel momento solleva interrogativi cruciali. Gli investigatori stanno confrontando l'abbigliamento e l'andatura dell'uomo con altri filmati e testimonianze per stabilire eventuali corrispondenze con Sebastiano Visintin, marito di Liliana e unico indagato per l'omicidio. Nel frattempo, Sebastiano Visintin ha rafforzato la sua squadra di difesa con l'aggiunta di 2 nuovi consulenti tecnici. Michele Vitiello, ingegnere informatico forense, si occuperà dell'analisi approfondita dei dispositivi elettronici sequestrati a Visintin, tra cui cellulari, laptop e una videocamera GoPro. Noemi Procopio, docente e ricercatrice di scienze forensi presso la University of Central Lancashire, torna sulla scena investigativa dopo aver già effettuato uno studio pionieristico sul microbiota presente sul corpo di Liliana, che avrebbe permesso di stimare con maggiore precisione l'epoca della morte. Le indagini hanno subito un'accelerazione dopo la seconda autopsia condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo, esperta di medicina legale. La perizia ha escluso in modo pressoché definitivo l'ipotesi del suicidio, prospettando invece una morte per soffocamento avvenuta il 14 dicembre 2021, cioè nello stesso giorno della scomparsa. Secondo gli esperti, inoltre, il corpo non sarebbe mai stato spostato dal punto in cui è stato ritrovato, smentendo così l'ipotesi di un occultamento successivo. Un ulteriore elemento che ha suscitato l'attenzione degli inquirenti riguarda un maglione giallo sequestrato a casa di Visintin. Lo stesso tipo di tessuto sarebbe stato rinvenuto sul corpo della vittima. Visintin ha dichiarato che quel tipo di maglione era comune e che anche Claudio Sterpin, l'amico speciale di Liliana, ne possedeva uno identico, come testimoniato da fotografie della squadra podistica a cui entrambi appartenevano. Attualmente Sebastiano Visintin è formalmente indagato per omicidio. Dopo la diffusione della notizia ha lasciato Trieste, ma potrebbe essere convocato per un nuovo interrogatorio. Gli investigatori stanno ora incrociando immagini, testimonianze e dati digitali per giungere a una ricostruzione definitiva della vicenda e rendere giustizia a Liliana. È importante sottolineare che alcune di queste informazioni erano già state anticipate da fonti indipendenti. In particolare, il personaggio noto come il Garibaldino, attivo sul canale YouTube di Eder McPallister, aveva segnalato da tempo l'esistenza di un nuovo video su Sebastiano Visintin, sostenendo inoltre che l'uomo fosse già formalmente indagato ben prima che la notizia venisse confermata ufficialmente. Le sue affermazioni trovano ora un inquietante riscontro nei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Allora, la discussione in pratica fu che eravamo diventato lato Nate, mi stavamo pigliando molto perché chissà avevano toccato un motore di salvo, capito? E ne detto una moto che tipo ne stavamo spostando tra un motore e l'altro per andare nel motore di salvo. Arriva chissà, ne taglia è stata forte come motore, ti fa dire ne aveva pigliare in china, e tutto ci fa il picchietto, sai come era pure testa capo. Ci dice, ma che minchia fa, sai? Dice, ma perché un marace, dice che ci sono pure i piccini qua. E chi dice, ma perché tu come minchia sei? No, come minchia sono, mi stai pigliando i petto, non ti dire niente. Dice a posto, e anzi il caso l'aveva stata calmata, arrivano una due e cercano che scherna male e chi so si c'è pure il motore. Dice che cosa c'è, dice che cosa avete? Ci sta a posto, picciotti, dice ne stiamo addiritando tutto, arriva la sua cucina, dice chi è raga, dice a posto, ma domanda scusa io ne stiamo addiritando, che come quanto, che tempo che c'è domanda scusa, ci cavo con i pica sconfima.
Suetta sangue. E così ha ragione pure a tradimento, mentre che era girato che parlava con l'auto. E picciatti dopo poi tutta scialla, a buscare, perché a buscare forte, picciatti la maggior parte erano tutte aperte, quelle che sai poi erano solo due che avevano i cascamise, ma non te la facevano pure aperte, erano aperti. Non si tenne la carregata e ne ci riferì. Tu capisci che mi ammazzare la panzetta avanzi, come potevano vedere pure a me. E tu sai come moriò nelle mani, piccetto, sai come moriò nelle mani, magari nelle mani, e di stavo scioccato, la tua piccetto che ti sparano no, quando mi domandava io non sapevo che fare. Sì? Dove sei? Faccio un girettino. Ah, perché esci sempre così di casa senza dire nulla? Sai che mi preoccupo. Mi dispiace. Non venire tardi, ti prego. Va bene. Per favore, te lo chiedo per favore. Sto arrivando, dai. Va bene. Ciao. Lei ha voluto da subito indirizzare le indagini in un certo senso, capito? Se poi dopo te vai lì e gli dici al procuratore, gli dici che lui per te avrebbe fatto qualunque cosa. Se lei gli avesse chiesto di buttarsi dalla finestra, lui si sarebbe buttato. Arriva suo fratello e dice che Luis, quando faceva il militare, la carriera del militare in Senegal, ha ucciso un sacco di gente. Chi gliel'avrà detto a lui? Perché io, che sto con Luis da 9 anni, non mi ha mai detto che ha ucciso un sacco di gente. Anzi, mi ha sempre detto che lui non ha mai ucciso nessuno. È stato addestrato, che sapeva farlo, però non ha mai tolto la vita a nessun essere umano. E invece lui gli ha detto che lui gli ha confidato che quando era in Senegal, che faceva il militare, ha ucciso un sacco di gente. Quindi a lui non gli fa né caldo né freddo, perché lui è in grado di uccidere a sangue freddo, cioè... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.